commissario, con quelle della compagnia che facciamo? E cosa vuoi fare? Fai fare una denunzia e la fai portare a me. Già l'hanno fatta, vogliono parlare con lei. Sono stati cacciati dal teatro. E che vogliono fare lo spettacolo qua dentro? Cose da pazzi. Fallo passare, me. Subito. Avanti, accomodatevi. Uno per volta, uno per volta. Signor commissario, Wait. E che maniera è questa? Ma che credete di stare al finalissimo? Andiamo, che cosa è successo? Senta, raccontate voi come sono andate le cose. Signor commissario, ci hanno fatto una vera porcheria. Siamo in mezzo alla strada. E anche i digiuni. Si vede. Zitto tu, non vorrei che il signor commissario equivocasse. Noi non siamo venuti qui a chiedere l'elemosina. Siamo degli artisti. E che artisti? E vogliamo giustizia. E pane. E questo ci vuole. A nome dell'orchestra? Un momento con questa orchestra, lasciatemi sentire la signorina. Dunque, perché volete giustizia? Che cosa vi hanno fatto? Pensi, signor commissario, che io avevo un contratto di prima donna. Ah, non incominciamo con le beghe personali. Non mi fate perdere tempo, veniamo al fatto. Ma ai fatti nostri, non ai fatti suoi. Signor commissario, noi siamo gli artisti della circolare che si chiama Desiderio. Come, la circolare che si chiama Desiderio? È la compagnia che stava al Cursal. E che c'entra la circolare? È il titolo della rivista e noi siamo... Voi siete i passeggeri, ho capito. Beh, cerchiamo di arrivare subito al capolinea, me? No, senta, commissario. Uno per volta, calmatevi. Altra volta! Dovete parlare uno per volta, avete capito? A nome dell'orchestra? Si è fissato con l'orchestra. Dunque. Ieri sera eravamo al terzo spettacolo, era di scena lui, cantava. Ah, lui è il cantante della circolare? Io no, lui. Io sono il comico. Faccio ridere. Con quella faccia. Beh, sorvoliamo, me. Non perché è presente, ma faceva un successo. A nome dell'orchestra. Se non la smettete, vi metto dentro. Dunque. Rimane, tornerà, chi mi va bene. T'ambresse, tirarezza, marinare. O sai a casa so sciolta te catena e campa sulla mente quest'amore. Sta zitto, sto cuore mi può sospirare, a bocca più bella va sa. E dinda sto mese ma voglio sposare e canta la felicità. Perché tenga sta prega d'intefena dimane tornerà chi mi va bene. Campava mi base che fase, tu cantava e chiagniva con me, e o cardilla cantava l'uttiva, prigioniero va bene a sorre, t'ha già voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non t'amamma più, ma è stato tu, distrattamente. Sei pronta? Quasi.
Non mi sento tranquilla. Ho paura che debba succedere qualcosa. Non fare la stupida, c'è già il taxi fuori che ci aspetta. Quando inizia il finale sono tutti in scena, raggiungimi all'ingresso del palcoscenico. Sì, sta tranquillo. Non vedo l'ora di salire in treno. Quando si parte? Fra 20 minuti. Facciamo tempo. Io vado. Distrattamente pienso a È il mammo del tramvai che non arriva mai. Tram, 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 ma cos'è che passerai? È il mammo del tramvai che non riparte mai. Tram, 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 ma cos'è che te ne vai? Avanti ad ogni costo, avanti che c'è posto. Tram, 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 questo mondo dove sta? Il tram vagabondo piano piano se ne va. Si aspetta ad arrivare, a piedi deve andare. Farai un giro tondo tutto intorno alla città, ma con questo tram tram va bene e va lontano. L'avete cercato un Ho po'? cercato dappertutto, ma non si trova. Ma cosa succede? Mi volete rovinare? Dove è andata quella disgraziata? Era qui fino a 10 minuti fa. Ma insomma, fate qualche cosa! Chiudete i sipari oppure esca qualcuno! Ecco cosa succede a scritturare dei morti di fame! Ah, ecco. Senti, devi uscire tu, eh? Sì, canta, balla, fischia, fai quello che vuoi, ma spiccica. E c'è posto, tram, 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 questo mondo dove sta? Il tram vagabondo piano piano se ne va, si affretta ad arrivare, a piedi deve andare. Tramvaio girotondo tutto intorno alla città, ma con quel suo tram tram partiamo e va lontano. E quel mascalzone si è portato via pure la cassa con le nostre paghe. Ma per forza, se un amministratore scappa, scappa con i soldi, sennò che scappa a fare? Già, ma intanto il proprietario ci ha protestato. E noi siamo rimasti senza lavoro e senza soldi. E io ieri sera ho anche saltato il pasto. Solo ieri sera. Oddio. E beh, d'altra parte che cosa volete fare? Se è scappato la soubretta, l'impresario non ha tutti i torti. Almeno fosse scappato lui. Io? Signor commissario, artisticamente non è stata una gran perdita. Fino al mese scorso la soubretta ero io e le assicuro che lo spettacolo filava meglio. E vabbè, per quello che dipende da me farò il possibile per acciuffare questi due mascalzoni. Ma intanto qui sono rimaste 20 persone in mezzo alla strada. E che cosa posso fare? Se non ci avessero protestato. Seguitando a lavorare ci saremmo rimessi. È una parola. Dunque, stasera al Cursale chi lavora? Non lo so, forse cercheranno di rimediare con qualche numero libero sulla piazza. Ah, ho capito tutta la situazione. Beh, andatevi a fare 4 passi. E non vi allontanate dal Cursale. Può darsi che più tardi il direttore vi debba dire qualche cosa. Arrivederla, signor commissario. Grazie. Grazie tanto. Scusi, le dispiace? No, Posso? prego. Un'altra. Grazie. E portatevele via tutte. È meglio di niente. Prego, grazie. Pronto? Sì, subito. Commendatore, per lei. Pronto? Ah, buongiorno, signor commissario. Dica. Senta, commendatore, nel suo teatro lavora quel cantante molto bravo, quel giovanotto bruno, simpatico. Sì, Lucio Davila. È un parente mio.
Suo parente? Ah, sì, è bravo. Ma ecco, vede, è successo... No, non è successo niente, no. Ecco, allora oggi quando viene gli dica che passerò io da lui. È tanto tempo che non ci vediamo. Anzi, commendatore, gli dica che verrò ad applaudirlo. Sì, e dopo lo spettacolo andremo a cena assieme. Me lo saluti? Certo, signor commissario, non c'è di che, si figuri, è un dovere. Arrivederla, signor commissario. Dove sono? Dove sono? Cos'è successo? Niente, li devo trovare. Stasera devono lavorare. Avvertite il direttore. Oggi lo stesso programma di ieri.